Qualche bambino si è portato un libro da leggere mentre aspetta, un piccolo per l'emozione non lascia la mano della mamma, mentre altri si intrattengono con una dottoressa clown. E sai che non ti farà assolutamente male? Sì. Non sentirai assolutamente niente perché sono bravi, sì. Sono qui in veste non solo di infermiera, ma anche come dottoressa clown per i bambini, per alleviare un attimino la sofferenza e anche la paura di questi bimbi di fronte a una cosa nuova. Ore 15 al Pala Expo di Marghera sono partite le vaccinazioni per tutti i giovanissimi nella fascia di età 5-11 anni. In poche ore sono stati vaccinati 270 bambini. La risposta che i genitori hanno dato a questo appello è stata importante. Siamo ben oltre alle 3.000 prenotazioni rispetto ai 10.000 slot che abbiamo a disposizione. Questo ci conforta sull'andamento di questa nuova scommessa. L'AIFA ha sottolineato l'opportunità di vaccinare questa fascia d'età per evitare il rischio di conseguenze gravi dell'infezione da Covid. Che vaccino verrà somministrato e in che dose? Il vaccino è il vaccino Pfizer, una dose ridotta a 1/3 e quindi questo è il vaccino pediatrico sostanzialmente, che verrà proposto a tutti i bambini dai 5 ai 12 anni. Il richiamo quando verrà eseguito? Dopo 3 settimane il richiamo, questo verrà fatto con lo stesso dosaggio. Una scelta che molti genitori hanno accettato di buon grado. Suo figlio è stato il primo a vaccinarsi, è contenta? Sì, l'ho scelto sia per proteggerlo, sia per senso civico, sia per potergli dare una vita normale, non chiuso, perché a quest'età credo sia importante comunque uscire e condividere assieme ai coetanei tante cose che negli ultimi anni sono state un po' precluse. Ci chiamano per fare la nostra parte anche con i bambini piccoli e quindi abbiamo subito aderito a questa vaccinazione. Senza timore, senza paura? Sì, assolutamente. Siamo già stati scottati l'anno scorso, per cui noi siamo pro vaccino. Mia figlia ha avuto il Covid, non vorrei che lo riprendesse. Vaccinazioni a pieno ritmo anche all'ASL 4 Veneto Orientale, dove i bambini sono stati accolti da Babbo Natale e poi hanno ricevuto anche un diploma di grande coraggio. Bravo, e siamo a posto. Fra San Donà e Portogruaro sono stati vaccinati un'ottantina di minori, le prenotazioni ad oggi sono 1 migliaio.